Ieri è stato approvato in Consiglio regionale il progetto di legge per la protezione civile che mette ordine e norma a tutti quei provvedimenti amministrativi che sono stati realizzati negli ultimi anni per determinare l'organizzazione della protezione civile in Veneto. Con l'approvazione della legge, infatti, abbiamo dimostrato che quando c'è qualcosa di buono per i veneti riusciamo a condividere e a fare squadra anche se in Consiglio sventolano bandiere di colore differente, ha affermato l'assessore regionale alla protezione civile. La legge approvata ieri all'unanimità fotografa un sistema esistente che ha già dato ottimi risultati e riscontri durante l'emergenza in maniera pratica, perché lo abbiamo sperimentato sul campo. Un sistema, lo ripeto, che è stato definito un'eccellenza nazionale dal presidente Mattarella ai tempi della tempesta Vaia. Si tratta di una legge che scommette sulla prevenzione e sulla previsione, due aspetti su cui si è lavorato tanto in questi anni come protezione civile e che sono stati decisivi anche nell'evento Vaia, dove si sono evitate in questo modo molte vittime. Dal 2018 i presidenti delle regioni sono diventati autorità di protezione civile. La legge 225 inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale e stabilisce che deve essere assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali. Il compito del Servizio Nazionale è quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi ed eventi calamitosi.